bisogno della partecipazione, perché anche se voi chiediamo questa educazione, sento che l'Accademia, la politica, noi nel dibattito sulle riforme, sull'autonomia, sulla sovranità federalismo, che è il tema in questo momento di oggi, è indietro. Io mi accorgo che siamo indietro nel confronto perché sento dire delle cose, delle opinioni sulle quali noi non siamo d'accordo, e un approfondimento maggiore certamente porterebbe a risultati concreti per la strategia. Si parla di legge statutaria, di statuto, di momenti di approvazione diversi, c'è da discutere di tutto, su tutto e anche su questo, senza nessuna dimensione di tipo politico. Guardate, qualche giorno fa in Catalogna un comitato di quasi tutti i partiti della Catalogna, escluso qualche uno, ha convocato una protesta, una manifestazione di protesta in piazza che ha avuto la partecipazione di oltre 1 milione di persone, secondo gli organizzatori vicini sono 1 milione e mezzo. Perché? Perché lo statuto di autonomia della Catalogna approvato nel 2006 è stato in alcuni punti ritenuti fondamentali da quella comunità, da quel popolo che si definisce nazione, è stato cassato e annullato dal Tribunale Costituzionale in Marche. I punti erano importanti, hanno ottenuto molte cose sul piano fiscale, però le cose prettamente teoriche, identitarie, sono state cassate. In particolare la Catalogna e i catalani del loro statuto avevano introdotto un termine che per noi, dopo un dibattito di decenni, appare scontato, cioè quello di nazione, avevano introdotto un termine di nazione all'interno dello statuto, e questo termine nazione, sono indietro, è stato ritenuto dal Tribunale Costituzionale di Madrid per l'appunto contrario alla norma fondamentale della nazionale. Questi hanno avuto la possibilità che diversi studi, proprio 2 li voglio ricordare perché sono interessanti, avevano inserito in statuto, e decidiamo che le cose perché è rilevante anche per il nostro dibattito, la preminenza del catalano rispetto al castigliano. Circostanza che potrebbe sembrare irrilevante o meramente culturale, ma che in realtà ha importanti risvolti anche economici. E poi hanno affermato il principio di tutti i popoli che ritengono di essere uno Stato, lo affermano, cioè il principio della preesistenza del diritto della nazione, in quel caso della comunità catalana, rispetto allo Stato spagnolo. Ora, questi punti e altri importanti dello Statuto sono stati cassati. I catalani cosa hanno fatto? Hanno fatto una manifestazione talmente imponente, talmente significativa, che sarà difficile non tenerne conto. Ma come si è arrivati a questo risultato? Cioè come si è arrivati a portare in piazza tutte queste persone su temi come la nazione, l'indipendenza, l'autodeterminazione rispetto allo Stato spagnolo? Si è fatto con un percorso di dibattito. Il nostro partito, come altri partiti, l'onorevole Giuseppe, che è stata nei mesi scorsi in Catalogna, ha inviato i propri rappresentanti sulla richiesta dei partiti come osservatori internazionali per verificare lo svolgimento di diverse tappe referendarie sull'indipendenza. Sembrerà strano, ma il meccanismo sull'indipendenza usato a sessioni di 3 4 mesi l'una dall'altra a partire dal 13 settembre ha avuto una partecipazione notevole e altissima. Tutta questa preparazione ha portato a questa movimentazione popolare di cui ho parlato. E quando in Sardegna è successa la stessa cosa, noi l'abbiamo fatto. Voi ricordate che il centro-sinistra nel 2006 approvò una legge istitutiva della consulta. Era la consulta che avrebbe dovuto redigere e approvare lo statuto di autonomia e di sovranità del popolo sardo. Era la legge numero 7 del 2006. Questa legge fu nel punto in cui citava la parola sovranità dichiarata incostituzionale nell'anno successivo, nel 2007, dalla Corte Costituzionale. Con tutto un ragionamento